Oggi appunto a pochi giorni dal 4 novembre è una data importante perché si ricorda l'unità nazionale e la festa delle forze armate. È importante ricordare chi ha sacrificato la propria vita per la nostra patria e Ignoto Militi appunto è un libro che racconta la storia di tutti quei caduti durante il conflitto della Prima Guerra Mondiale in tutti quegli 11 posti da dove poi sono arrivate le salme, che poi ne ha scelto una Maria Bergamasca per essere sepolta all'altare della patria a Roma. Ecco, e quindi oggi qui con la nostra senatrice, nonché sottosegretaria della difesa Isabella Rauti, l'assessore Elena Donazzan, insomma co-scrittrici di questo libro, è stato appunto voluto un ricordo da parte di queste donne che a sua volta, a suo tempo, erano madri, figlie e mogli di queste persone disperse. Oggi appunto si vuole, abbiamo ricordato prima anche che tanti comuni, l'85% dei comuni della regione Veneto hanno dato la cittadinanza onoraria al milite ignoto proprio perché un soldato di nessuno voglia essere un soldato di tutti e quindi questo ricordo deve continuare anno dopo anno. 11 storie individuali ma in realtà corali ed è questo lo scopo del libro, è un racconto fatto al femminile, quindi cucito insieme da mani di donne, dedicato alla madre d'Italia Maria Bergamasca, che rappresenta la madre di tutti i caduti rimasti ignoti e quindi rappresenta tutte le mamme d'Italia, di tutti i figli che sono caduti sacrificando la vita per la patria, e il filo rosso che tiene insieme il tutto è questo ideale amore di patria che per noi vale ieri in senso storico e in senso di memoria, in senso di valori, ma vale oggi perché la memoria è dinamica e perché la patria è una realtà ideale che ogni giorno va difesa insieme all'interesse nazionale, va difeso l'amor di patria e ognuno di noi deve fare la sua parte come cittadino e come patriota. La storia non è soltanto passato, ma la storia ha una sua dimensione dinamica perché i valori sono eterni e sono metastorici. L'identità non è un fatto del passato né un fatto scontato, è una tradizione, cioè ciò che si prende dal passato si invera nel presente, è un agire e si trasmette a chi viene dopo di noi. Questa è l'identità ed è l'insieme anche delle storie di un padre e di una madre che poi generano un'identità, ma anche le storie delle tante regioni d'Italia che qui in Veneto hanno fatto l'unità della nazione. Non si può dare per scontato, soprattutto con l'aria di questi tempi, quando siamo spesso sotto attacco come cultura, come tradizioni, quando non conosci sei molto più fragile. Conoscere la nostra storia nazionale, sapere qual è stata l'importanza in Veneto di questa e costruire l'identità a partire dalla tradizione è la forza di un popolo.